Allora, eccoci rientrati in studio qua a TV7 Match. Allora, il cervello. Il cervello. Il cervello è un bell'organo, talmente complesso che è difficile riuscire a creare delle categorie di queste patologie, che poi variano a secondo dello sviluppo sociale della società. Quindi ci sono patologie determinate, oggi nascono delle patologie nuove perché uno è alle prese con un computer, rimane attaccato a un video per 10 ore al giorno, chiaramente si crea una interferenza psichica che precedentemente non poteva esserci, quindi sono patologie nuove come sono patologie nuove determinate da altre tecnologie. Quello che è importante è capire e riuscire a diagnosticare con esattezza quella patologia e tutte le varianti della stessa. Questo è il cosa. Ma questa è la clinica psichiatrica che non si confronta con le malattie del cervello, perché Griesinger nel 1850 diceva che tutte le malattie mentali sono malattie del cervello. Adesso noi pensiamo che le malattie del cervello sono quelle di cui si occupano i neurologi. Gli psichiatri si occupano di disturbi mentali, non a caso non li chiamiamo neanche più malattie, proprio perché malattia è qualcosa di cui noi conosciamo l'eziologia, cioè la causa, la patogenesi, la clinica, l'anatomia patologica e la cura. Nessun cervello adesso di una persona che soffre di un disturbo schizofrenico presenta delle alterazioni diverse dagli altri cervelli, come se fosse depresso, agorafobico, ossessivo, perché noi, dice Francis in quel libro, il libretto là che ha scritto per scusare quello che ha fatto negli anni 90, dice non abbiamo nessun marker che ci permette di fare una diagnosi di un disturbo mentale attraverso un esame del sangue, un neuroimaging, eccetera. Non esiste, noi non abbiamo. Allora che cosa sono le diagnosi? Sono dei costrutti psicopatologici, no? Sono dei costrutti che sono naturalmente fatti sulla base dell'osservazione clinica e sulla base anche della grande conoscenza della psicopatologia del Novecento. Chiaramente cambiano perché cambiano i contenuti. Per esempio 100 anni fa molti pazienti dicevano che avevano un delirio tipo zoopatico, io stesso ho fatto dei lavori su questo. Adesso i pazienti dicono che è stato impiantato in un dente un microchip. Il microchip 100 anni fa non esisteva e nei deliri di 100 anni fa non esisteva il microchip. Adesso esiste il microchip, ma la forma del delirare è uguale, è esattamente identica come lo era 100 anni fa. E d'altra parte noi usiamo in psichiatria dei termini che non si sono mai consumati. Pensate che usiamo per definire il delirio e l'allucinazione delle definizioni che hanno 150 anni. Quale altra branca della medicina sarebbe così resistente? Dottor Cappellari, abbia pazienza, volevo proporre, se la regia gentilmente ripropone gli ultimi due messaggi che ci sono dei telespettatori che fanno delle domande tramite gli SMS che mandano, vediamo l'ultimo cosa dice, allora quello precedente, allora non vi dico la realtà di coloro i quali hanno un figlio con disabilità di tipo cognitivo, il livello di totale impreparazione sia professionale che organizzativa dei servizi che se ne dovrebbero occupare. Servono più questi ragazzi ai servizi che non i servizi a questi ragazzi. Cosa dice il Presidente Matteo Di Corona? No, le dico che purtroppo per i minori in questa regione non si è ancora fatto nulla, perché se teniamo presente che la gran parte dei minori, e sono moltissimi, sono 55.000 i ragazzi che hanno dei disturbi di vario tipo in Regione Veneto, quelli riconosciuti. Dicevo prima, addirittura 200 di loro sono stati ricoverati nei servizi psichiatrici per adulti, che è una cosa indegna, indegna, prima di tutto perché gli psichiatri non sono competenti in neuropsichiatria e curano gli adulti ma non i minori. Secondo, perché un bambino è giusto che sia a contatto con delle patologie che
non possono fargli stare bene soltanto, ecco, anche per la stessa famiglia naturalmente, ma perché ha diritto ad avere, come qualsiasi patologia, il suo specialista, il cardiologo, il reumatologo, eccetera, perché anche il bambino non deve avere una persona competente che si occupa specificamente dei disturbi che lui presenta. Ma questo prevede anche una serie di servizi che non sono soltanto i posti letto, che attualmente non ci sono e li chiediamo da tempo, ma prevede anche tutta una filiera di tutti i percorsi che un bambino può, perché un centro diurno, il reinserimento scolastico se ha abbandonato gli studi perché aveva difficoltà, dei servizi sul territorio e il sostegno alle famiglie. Non puoi pensare... Sì, prego. Mi permetta, volevo proporre in proposito un altro pezzo dell'intervista che abbiamo fatto a Liliana Boranga, che ci racconta un po' anche quella che è la vita, diciamo, di tutti i giorni. Sentiamo. Parlo di mia figlia perché credo che la gente debba capire come si vive. Tu hai una figlia davanti bellissima che improvvisamente si chiude e comincia a dirti delle cose che non hanno senso, si ricorda cose, hanno delle memorie spaventose questi ragazzi e comincia a darti delle colpe perché lei vorrebbe stare bene, ma in qualche modo tu, che sei l'unica persona che lei ha vicino, da te vuole aiuto perché in qualche modo vuole che tu la guarisca e allora si arrabbia con te. Se si arrabbia con te non ti dà spazio, cioè non c'è più l'affetto, non c'è più la madre, non c'è più l'amica, c'è solo il nemico e tu ti trovi che non riesci a inserirti. Allora lì è importantissimo avere l'aiuto della struttura psichiatrica, cioè noi ci stiamo chiedendo come associazione proprio di avere degli incontri come familiari con dei medici che ci possano dare degli strumenti, perché noi non siamo nati così, abbiamo dovuto imparare a fare un percorso sulla nostra pelle, no? Quindi in quel momento sarebbe importante proprio avere aiuto psichiatrico, nel senso di fare dei gruppi, e anche psicologico. Purtroppo ci stiamo scontrando con delle diminuzioni di personale non indifferente, sono sotto organico anche proprio al Dipartimento di Mestre dal punto di vista psichiatrico e anche degli psicologi. Ci sono dei tagli che anche tenuto conto del fatto che adesso la USL 3 la spesa viene fatta per 600.000 persone, non per 300.000 come prima. Ecco, quindi anche Liliana Boranga solleva la questione della riorganizzazione delle USL del Veneto. Prego. Noi siamo stati presenti con documenti congiunti fatti con noi come associazione AIDSAM siamo un'associazione nazionale, siamo presenti in Veneto in tutti i dipartimenti di salute mentale, siamo presenti anche fuori in Friuli, Venezia Giulia, in Emilia Romagna, cioè sempre come sezioni AIDSAM. In questa regione siamo qui da più di 30 anni, quindi abbiamo partecipato alla stesura del primo progetto obiettivo e siamo stati presenti sempre nella stesura delle normative, perché eravamo riusciti a far costituire dalla Regione in tempi migliori una commissione regionale salute mentale di cui facessero parte tutte le persone coinvolte nell'ambito di questi disturbi. Guardi, leggiamo anche questo messaggio. Ho un fratello che soffre questi disturbi, volevo dire che siamo soli noi familiari nell'affrontare questo problema, non ci sono disponibilità di assistenza e dir di più, quando segnaliamo che lui è in un particolare periodo ci rispondono dopo un incontro di qualche minuto che lui si comporta bene con la terapia, fate qualcosa per queste famiglie, vi prego. Ecco, questo diciamo così un grido di allarme di chi voi toccate tutti i giorni. No? Perché non basta soltanto, cioè una persona non può avere soltanto dei medici, degli specialisti che lo curano, ha bisogno anche di vivere, di avere dei vicini di casa, degli amici, dei conoscenti, di fare delle cose insieme, cioè di avere una vita come tutti gli altri. Se la famiglia si chiude o se la famiglia, come dire, è emarginata dal pregiudizio, dai parenti, dagli amici, dai conoscenti, è chiaro che si trova isolata e questo ragazzo si sente escluso assieme alla sua famiglia. Certo, Spano, manca l'informazione, quindi una sensibilizzazione. Manca una buona informazione corretta, soprattutto perché un'informazione corretta per spiegare che questi disturbi si possono curare, si può guarire. Noi abbiamo un sacco di ragazzi che sono guariti in seguito a dei percorsi che hanno fatto, ma non testimoniano neanche di spalle col cappuccio in testa e con la voce alterata, certo. Perché
hanno paura di essere riconosciuti. Certo. E c'è la demonizzazione della patologia psichiatrica. Sì, abbiamo ragazzi che occupano posti importanti in questa regione, che sono stati malati per diversi anni. Ma anche la raccolta dei fondi viene fatta per tutte le patologie, meno perché... Lo so, noi non ci riusciamo, facciamo tante buone cose ma non il riusciamo a 5 per 1000 lo si Sì, potrebbe dare. Sta tenendo il 2,9 del bilancio sanitario della regione per la salute mentale. 2,9. Siamo dopo la Calabria. Sì, in Veneto. Con lo sviluppo del Veneto, disagio, 2,9. Col PIL del Veneto siamo dopo la Calabria. Non stare tranquilli. Volevo ritornare un secondo proprio veloce perché penso che siamo verso siamo verso la chiusura. Alla dichiarazione precedente, quella che è stata adesso fatta vedere sui disturbi della cognizione eccetera. Anche qui io sono nella scuola da quando ero piccolo, poi ho continuato come insegnante, non ho mai visto uno con disturbi specifici dell'apprendimento. Sarà un caso, una mia fortuna, però oggi ne stiamo diagnosticando nel 2016 25.000 altri trimestri, 100.000 in un anno, nel 2017 è aumentato del 15%, quindi sono 250.000 bambini diagnosticati con disturbi specifici dell'apprendimento in 2 anni e poi c'è tutto il resto, siamo circa 400.000 in Italia. Io personalmente li chiamo disturbi specifici dell'insegnamento, non sappiamo più insegnare, facciamo un insegnamento che viene dettato dai test degli invalsi, non da una metodologia di insegnamento che interessi i ragazzi. Si insegna a scuola quello che poi loro devono saper mettere nel questionario che giudicherà i loro apprendimenti. Vabbè, anche qua siamo in una follia vera qui, quindi dobbiamo, poi ci può essere quello che ha un disturbo dell'apprendimento, però la maggior parte sono dettate dal sistema scolastico, che finisco con un dato solo che mi riguarda anche perché gestisco ancora l'unico ente dello Stato che si occupa di disabilità. Il metodo globale l'ha inventato tal Gallaudet, correva l'anno 1840 per insegnare a leggere e scrivere ai sordi, non ai ragazzini che invece ci sentono eccetera eccetera, e noi andiamo avanti come abbiamo assunto oggi il metodo globale, non se ne può più. Allora queste cose sono delle disgrazie, le dobbiamo evitare e poi andiamo a vedere quanti sono allora i disturbi specifici dell'apprendimento, non 250.000 al trimestre, no, etichettati. Poi è difficile togliere l'etichetta, non è poi così facile, una volta che c'è dura quasi quasi per tanto. Questo mi premeva dirlo perché è una verità agghiacciante di fatto. Dottor Cappellari, allora, le previsioni sono di una crescita le previsioni sono dell'OMS, sono di una crescita dei costi, solo dei costi ma anche dei malati, anche della cronicità. Sono due cose molto legate. L'OMS dice che nel 2020, quindi dopodomani, spenderemo per il trattamento diretto e indiretto delle patologie depressive, solo queste, più che quanto spenderemo per i disturbi oncologici, perché è chiaro che c'è una diffusione di questi disturbi che sono anche molto legati a quello che è stata un certo tipo di evoluzione della società, che evidentemente comportano lunghe assenze dal lavoro, comportano quindi hanno tutto un costo sociale enorme. Un costo sociale diretto e indiretto molto elevato. Però su questo io penso che si dovrebbe appunto organizzare l'assistenza, cioè sul fatto di capire che cosa è, non è che anche su altre cose noi non abbiamo fatto nulla. Il Veneto ha fatto anche delle ricerche molto importanti, io ricordo solo quella del PICOS fatto con l'Università di Verona, dove abbiamo dimostrato che passano nel Veneto acculturato 2 anni dal momento in cui un ragazzo mostra segni chiari di malattia psicotica al momento in cui accede a un servizio. Nel resto dell'Europa passano 5 anni, se comprendiamo l'Europa dell'Est, altrimenti qui nel Veneto, dove siamo molto avanti di sicuro, 2 anni, ecco, che è un periodo enorme. Certo. Presidente Matteo Li Corona, cosa sta succedendo? Perché aumentano secondo lei?
sono destinate a salire, è un male della nostra società, allora forse dovremmo... Io lo vedo negli stili di vita che vediamo quotidianamente, non so, per esempio un banale telegiornale che cosa ti riporta? Ti riporta cose drammatiche tutti i giorni, le persone che esce di casa e viene accoltellata, cioè, io penso che un bambino queste cose siano, apparentemente no, reagiscono, io ho dei nipotini di varia età e quindi sento i loro commenti, a volte fingono perfino che sia una cosa quasi irrisibile perché di nuovo un altro hai sentito, ecco. Poi però quando li guardi le espressioni, le facce, c'è quel, non dico l'angoscia, ma c'è quel incertezza, la domanda, ma disagio. sono anch'io a rischio, sono anch'io nel pericolo costante, perché i nostri bambini vivono così nel pericolo costante quotidianamente, ci sono tutti i giorni accadono queste cose. Quando io andavo all'asilo, a 6 anni, a 5 anni, andavo portando a mano la mia sorellina che aveva 1 anno e mezzo meno di me, da sole. Io me lo ricordo benissimo questo. Oggi chi è che manda un bambino all'asilo da solo, ma neanche alle scuole elementari? Non ti puoi fidare. Allora, l'ambiente in cui viviamo, il quotidiano di tutto il mondo spiattellato sulle tavole da pranzo e da cena di tutte le famiglie italiane, i giornali... Cioè, lei vede in questo comunque per me sì, per me i bambini non vivono la serenità anche di noi che siamo vissuti in periodi anche difficili, certo. Dal punto di vista, ma c'erano le famiglie, c'era la famiglia allargata. Certo. È diverso. Mi dispiace che il tempo sia scappato via, il problema è una questione veramente vastissima, Ermanno, bisognerà tornarci anche su questo. Non è vastissima, è incommensurabile, perché solo a guardare i programmi di una televisione, accenno a quello che diceva poc'anzi la signora, soltanto i film horror che vengono, perché se è un film sexy allora interviene la censura in qualche maniera, anche se ormai anche questa ha poca efficacia, ma ci sono dei film horror che sono terribili, no? E che un bambino viene messo di fronte perché l'uccidere, lo straziare, è normale. No, il sesso no, il sesso lo proteggiamo dal sesso. Cioè abbiamo una concezione della comunicazione e dell'educazione dei figli e li mettiamo davanti al televisore, perché il televisore oggi è la babysitter, no? E quindi si abituano a guardare il cartone animato, ma poi durante il pranzo, quando vengono lasciati un attimo solo, girano i canali. Sono violenti, Come? Sono molto violenti anche i cartoni animati. Sì, non è che siano edulcorati per nulla, Sì, fanno le stesse cose dei film per adulti, Ma peraltro, in tempi non sospetti, si parlava molto criticamente dei cartoni animati di Walt Disney, perché nei cartoni animati di Walt Disney fu condannato a pagare $50.000 di multa, cioè se la cavò con $50.000, perché in un frammento, in un fotogramma, c'era una donna nuda. E parliamo di immagini subliminali. E questo era Walt Disney, no? Quindi, sì, subliminali. Tu sai cosa vuol dire immagini subliminali, cosa vuol dire messaggio subliminale. Entra e non te ne accorgi e non sai dove va a finire e che effetto farà poi quando rimbalza dentro il cervello. Perché noi abbiamo cognizione del nostro cervello soltanto perché abbiamo la parte, diciamo, cerebrale, razionale, che ci consente di capire. In realtà la maggior parte del cervello è irrazionale, ha una razionalità propria, è questa che noi non riusciamo ancora a capire e decifrare, e questo è il grande enigma della scienza, della psichiatria e delle patologie. Ci fermiamo qua, grazie al Presidente Lodovico Cappellari, Presidente della Società Italiana di Psichiatria del Veneto, grazie di essere stato qua, grazie a Tali Mattioli Corona, Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, grazie al Professor Ivano Spano, sociologo, docente di sociologia all'Università di Padova e non solo. Grazie anche a lei. Adesso per i telespettatori vi lasciamo solo per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo subito e al ritorno avremo la nostra rubrica Memento. No, ma affronteremo che cosa? Allora, questa
sera allora, parleremo ancora del risparmio tradito, quindi parleremo dei risparmiatori delle banche che hanno perso i loro risparmi, poi torneremo a parlare ancora del MOSE, quest'opera incompiuta dai 1000 problemi, e parleremo anche del sistema metropolitano ferroviario regionale del Veneto, un'altra grande incompiuta. A tra poco, dopo la pubblicità.